Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 17 giugno 2019 con replay da Teleeuropa. Tanti gli argomenti che andremo a discutere questo pomeriggio, io vi presento subito gli ospiti. Grazie ad Alessandro Russo che torna con noi dopo una parentesi di Milano, naturalmente professionale. Grazie a mister Gianluca Gagliardi, grazie a te, già allenatore del Cosenza Calcio e della Triestina, e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve. E allora, si è concluso il campionato di Serie C e dopo il Pisa ha raggiunto la serie cadetta anche il Trapani, avendo battuto in casa per 2-0 il Piacenza. Quindi Pisa, poi vedremo la schermata. Carastella, buon pomeriggio pure a te. Buon pomeriggio. Allora, dicevo, andiamo a vedere la schermata, così parleremo della nuova Serie B e di quelli che sono stati i passaggi delle squadre di Serie C per arrivare appunto alla serie cadetta. Vai! Buonasera a tutti, si alza il sipario per un nuovo appuntamento di replay in onda ogni lunedì alle ore 15 su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Oggi avremo tanto da discutere sulle scelte calcistiche di queste nostre squadre. Ringraziamo come sempre, anche se l'ha fatto Franco, i nostri ospiti qui in studio. Ma entriamo subito nel vivo del programma, chiaramente seguendo la scaletta della trasmissione. La parola a te, Franco. Sì, io direi di andare a vedere subito la prima videata. Ringraziamo Enzo Leonetti in regia, poi Massimo Fino che dirige la camera e poi Francesco Camposani alla messa in onda insieme a Luca Chitt. Eccola qua, possiamo andare a vedere quello che è successo con i vari step per quanto riguarda i playoff del Piacenza-Trapani. La prima partita è terminata 0-0, poi la seconda 2-0. Puoi andare tu, Stella. Benissimo, promosse in Serie B Virtus Entella, Pordenone, Juve Stabia, in playoff Pisa e Trapani. Che si sono aggiunte alle tre che hanno vinto i campionati. Promosse dalla Serie D Arzignano Chiampo, Avellino, Bari, Cesena, Como, Lecco, Pergolettese, Pianese, Picerno. Queste sono squadre che il prossimo anno invece disputeranno la Serie C. Benissimo, retrocesse dalla Serie B Venezia, Foggia, Carpi e Padova. Retrocesse in Serie D Fano, Cuneo, Paganese, Virtus Verona e Bisceglia. Supercoppa vincitrice Pordenone. È stato il Pordenone, esattamente, che si è giudicata la Supercoppa. Allora, sempre dalla regia andiamo a vedere come sarà questa Serie B, perché stamattina abbiamo discusso con un po' di amici, si parla di A2, per la verità lo aveva sempre sostenuto anche Aldo Cennamo nel finale di campionato, il prossimo anno sarà una A2. Allora andiamo a vedere subito la nuova Serie B. Ok, esatto. vediamo Grazie, un attimino Enzo. la videata che la regia manderà in sovraimpressione. La nuova Serie B, perché poi c'è un movimento di allenatori e poi ne parleremo con gli ospiti. Puoi andare? Allora, vediamo Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, seguire Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani e alla fine Entella. troviamo Virtus Entella. Questa sarà la nuova Serie B, al momento a 20 squadre. Io comunque, se torniamo in studio, vi annuncio che dopo la prima pausa pubblicitaria avremo una diretta telefonica, così come avevamo anticipato la scorsa settimana, col presidente del Crotone Calcio, con Gianni Vrenna, a seguire con la sede del Corriere dello Sport da Palermo e l'amico carissimo Salvatore Geraci, che ci parlerà di quello che bolle in pentola per il Palermo, perché sono ore molto molto delicate, ma anche della situazione del Trapani, un po' paradossale per la verità, perché i giocatori del Trapani hanno messo in mora la società. Si parla di un passaggio in queste ore al dottor Heller per l'80%, quindi molti ci chiedono: ma il Trapani come farà? Si iscrive o non si iscrive? Il Palermo la stessa cosa. Quindi cercheremo di capire questa situazione anche diciamo, rispetto a quello che saranno i discorsi con la Covisoc e con la FIGC. Allora, Alessandro Russo, partiamo subito con questa nuova Serie B. Pippo Inzaghi è dato al Benevento, il signor Alessandro Nesta dal Perugia al Frosinone, e poi il tuo amico carissimo, no, Oddo, dovrebbe allenare il Perugia. A te la parola. Ma diciamo che ci sono molti movimenti in corso. Di sicuro si può parlare di A2, anche se ci sono state stagioni nelle quali la Serie B davvero aveva
in organico delle squadre da far tremare i polsi. Ricordo di alcune B in cui il Cosenza era anche protagonista, quando c'erano Torino, Atalanta, Sampdoria, Genoa. Adesso per la verità le squadre che contendono gli obiettivi sono sì di ottimo livello, ma non sono del livello di queste che ho appena citato. Certo è che le squadre che retrocedono alla Serie A con il paracadute, quindi segnatamente l'Empoli e il Chievo, possono fare campionato a sé, perché un conto è avere il proprio budget, un conto è avere un budget di risulta che arriva oltre i 10, 12, anche di più milioni di euro da investire sul mercato, e quindi la si dice lunga su come Empoli e Chievo partono già favorite per la promozione in Serie A, senza dimenticare che, come ha detto Franco, il Benevento è partito all'assalto del meglio possibile, almeno dal punto di vista del nome per quanto riguarda l'allenatore. Poi ci sono altre squadre che vorranno fare bene, lo stesso Perugia, e poi ci saranno le outsider, quelle che escono fuori poi all'ultimo. Cosa dire? Non vorrei fare il minimalista, come mi tacciano spesso alcuni amici, però quest'anno salvarsi in Serie B sarà molto difficile, è la prima cosa da dire, perché bisogna sempre guardare le cose in maniera piuttosto sospetta, e questa Serie B dice che ancora una volta ci sarà una bagarre paurosa per evitare il capitombolo, e anche quest'anno ci sono state le sorprese, perché chi avrebbe detto che il Foggia sarebbe retrocesso? Pochi. Invece il Foggia è andato in Serie C, nonostante il finale un po' incandescente. Il Cosenza si sta attrezzando. Franco, se vuoi diamo subito due notizie per riscaldare una sola, neanche una. Non me la bruciare, se no i telespettatori poi cambiano. Non me la bruciare. Hai fatto questo bel cappello per quanto riguarda la Serie B. Io vorrei salutare, Stella, tantissime persone. Sai che l'altro giorno al ristorante mi ha fermato un amico, che poi conoscente per la verità, ha fatto i complimenti alla trasmissione. Lui si chiama Antonio Grillo ed è di Campana, niente meno, ci seguono a Campana, a Longobucco, da quella parte lì, ogni lunedì, quindi noi lo salutiamo insieme a tutti i tuoi amici, no? Quelli che saluti, Roberto Morrone, certo, tutti quelli che sistematicamente sono dietro il televisore, sono tantissimi. Mi avvisano una settimana prima di lasciare i saluti in diretta. E allora continuiamo con mister Gianluca Gagliardi, che mancava da un po', da quando è finito il campionato, e che lui si occupa delle questioni più o meno tecnico-tattiche. A proposito, poi parleremo nell'ultima parte anche del Rende, perché il Rende questo pomeriggio presenterà il suo nuovo staff tecnico. Stiamo aspettando da parte dell'ufficio stampa che venga, diciamo, ufficializzato il tutto, poi più tardi diremo da chi sarà composto anche il nuovo organico del Rende Calcio per la prossima stagione, considerato che poi Ciccio Modesto è passato, come tutti sanno, al Cesena. Mister Gianluca Gagliardi, allora una panoramica su questa nuova Serie B. Ma io non vorrei apparire baston contrario, però se quando si parla di B2 si intende la storia, quelle che sono il bacino d'utenza delle squadre, beh, forse tra quelle retrocesse dall'A e quelle promosse dalla B c'è un po' di differenza a favore di quelle che sono salite, quindi non me ne vogliono, ci mancherebbe altro. Quindi ti riferisci al Lecce che è salito, al Brescia che è salito? Lecce, Brescia e Verona, al Carpi, Frosinone, l'altra non mi ricordo che Chievo, Verona. Insomma, mi sembra che ci sia una differenza pure, che pende dall'altra parte, ma al di là di questo io penso ad oggi, che parliamo chiaramente in modo molto illusorio, nel senso che non ci sono ancora movimenti tali da poter dire o identificare. È facile, giustamente come ha sottolineato Alessandro, evidenziare quella che sarà la forza economica delle squadre retrocesse, che possono mettere in campo diciamo, un po' di soldini freschi che gli vengono restituiti, forse più che dati molti soldini e quindi gli garantisce un mercato importante, quindi Empoli eccetera eccetera. Tenendo conto che l'Empoli adesso ha ceduto Traoré alla Juventus, fra poco ha ceduto Krunic al Milan, adesso farà la stessa cosa con Caputo, farà 30-40 milioni di euro di incasso. Detto questo, il Cosenza, che poi è la cosa che ci interessa di più, ha la possibilità. Ci interessa pure il Crotone, la squadra calabrese, ci mancherebbe altro. Ci interessano Cosenza e Crotone. Chiedo scusa. No, vai. Tranquillo. No, partono da un vantaggio, se questo verrà messo in atto, quello di poter programmare in largo anticipo, visto che comunque sia la salvezza del Cosenza, sia quella, diciamo, un po' difficoltosa, ma alla fine raggiunta, confermati gli stessi allenatori, dato seguito a un lavoro già in atto, può consentirgli di partire meglio rispetto all'anno scorso. Ok, grazie a Gianluca Gagliardi. Allora
Aldo Cenno, ma io vorrei introdurre intanto il discorso Cosenza. Arrivano, cara Stella, Sì. un po' di messaggi che ci invitano a parlare dello stadio San Vito Marulla, ma noi l'abbiamo già detto la settimana È meglio passata. specificarlo. Esatto, lo ribadiamo ancora una volta, avremo una trasmissione lunedì prossimo con un rappresentante del Cosenza Calcio, che è l'ingegner Luca Giordano, per quanto riguarda il Cosenza, responsabile della sicurezza, e invece dall'altra parte ci sarà l'assessore allo sport del Comune di Cosenza, Carmine Vizza. Nessuno meglio di loro potrà dire quello che è successo anche in commissione di vigilanza. Sappiamo tutti che c'è stato l'ok per 21.000 posti, sappiamo tutti che mancano i sediolini, però è un discorso nel quale noi non vogliamo entrare in questo momento assolutamente. Ci saranno loro lunedì prossimo, allora potremo rivolgere tutte le domande poi con l'amico Aldo, con Alessandro se sarà qui e non sarà a Milano, con l'amico di Cosenza Channel Antonio Clausi che si è già prenotato. Aldo Cenno, allora introduciamo Cosenza e Crotone. Cosenza e Crotone. Diciamo dal Cosenza che la campagna acquisti per la stampa è già iniziata, perché io leggo, ho visto già che il Cosenza avrebbe comprato circa 40-50 calciatori. Addirittura. Perché? E qui c'è Alessandro. Allora. Invece devo dire che la vera campagna acquisti inizierà quando Trinchera, Braglia e il Presidente avranno definito, secondo me, alcune cose, alcuni dettagli, perché onestamente, come giustamente diceva Alessandro nella sua analisi perfetta, devo dire che quest'anno è un campionato, secondo me, ancora forte, perché il Cosenza non è più una neopromossa, quindi viene guardata come una squadra importante, una squadra che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, ha giocato un grande calcio, secondo me è stata una delle migliori dal punto di vista del gioco fatto sul campo. E allora c'è bisogno di andare sul mercato e attrezzarsi fortemente, perché ormai questa piazza, questa città, questa provincia, questa regione è matura per avere sia il Crotone che il Cosenza come protagonisti in un campionato che deve iniziare, per cui c'è necessità che si faccia una campagna acquista non all'insegna di tanto per comprare, ma all'insegna di mettere a punto 4-5 elementi in una squadra come il Cosenza che possono poi fare la differenza, perché diciamo la verità, elementi importanti sono andati via, 4-5 elementi che il Cosenza aveva in squadra, purtroppo a malincuore dobbiamo dire che non ci sono più, quindi sostituire Tutino, Palmiero, Embalo, speriamo che Embalo rimanga, oppure Dermaco, non è cosa di tutti i giorni. Non so se sul mercato ci saranno questi giocatori altrettanto validi, ci saranno sicuramente, però ci vogliono tanti soldi per poterli portare al Cosenza. Il Cosenza ha un presidente che sa quello che deve fare, ha saputo gestire i 5 anni di Serie B in modo eccezionale, mai un punto di penalizzazione, i pagamenti effettuati però adesso bisogna incominciare a dare un segnale forte ai tifosi. 8.000 tifosi come media al campo sportivo, il Cosenza ce li ha avuti. Quest'anno, se il Presidente, spero e ci credo, perché io sono molto convinto che il Presidente farà tutto il possibile per dare questo, ci deve essere ancora di più gente, perché secondo me il Cosenza quest'anno deve essere una protagonista. Il Crotone, poi sentiremo anche il Presidente, secondo me è una squadra che ha già un organico forte, fortissimo, probabilmente con un paio di elementi il Crotone potrà essere una protagonista il prossimo anno, tenuto conto che quest'anno si è salvato alla penultima giornata ed è stato difficilissimo, eppure l'organico, tutti quanti dicevamo, il Crotone è il miglior organico, però non si era calata come si deve calare una squadra che viene dalla Serie A nella Serie B, ha cingescato nelle prime partite fino alla penultima, e poi ha avuto quello scatto di reni che l'ha portato a salvarsi, però quegli errori non si possono più ripetere. Ok, grazie Aldo, allora vado subito da Alessandro Russo, perché adesso siamo entrati in argomento Cosenza, poi parleremo col presidente Gianni Vrenna anche del Crotone, si parla di alcuni giocatori interessanti. Ma sicuramente nomi. Adesso Alessandro ci dirà i giocatori veri che verranno. Esatto, poi il presidente del Crotone ci dirà. Non datemi troppa certezza. Vabbè, insomma, il calcio no, ti ringrazio Aldo. E pane per i suoi denti. Io guardo con grande simpatia le vicende di questa fase delle trattative, perché
insomma, si vedono tante cose, si ascoltano tante cose, è evidente che il Cosenza è partito con le proprie operazioni. Intanto abbiamo notizia che domani il direttore sportivo del Cosenza sarà a Milano, nel suo quartier generale, che è l'Hotel Michelangelo, proprio nei pressi della stazione centrale, dove Stefano Trinchera tiene il proprio bureau, fa i propri incontri, le proprie telefonate, incontra molti direttori sportivi, anche e soprattutto molti procuratori. Per quanto riguarda la situazione complessiva, diciamo che due nomi reali ci sono per quanto riguarda il Cosenza. Il Cosenza è sicuramente, ma c'è molta concorrenza, su Koulibaly, il giocatore di proprietà dell'Udinese, un centrocampista di grande qualità. Il Cosenza ha avviato i primi contatti, ma c'è da attendere perché è molto probabile che Koulibaly vada in ritiro con l'Udinese prima di essere ceduto, quindi il Cosenza deve in qualche modo attendere e fare in modo di trovare una quadratura del cerchio che non è facile. L'altro nome sicuramente appetibile è Kuan, un altro centrocampista di proprietà del Perugia che Trinchera sta seguendo e che vuole portare a Cosenza. Sono operazioni difficili ma sono concrete queste operazioni. Il Cosenza è su questi due giocatori li sta trattando, però ci sarà molto da battagliare. Il nome che è transitato per molto tempo, quello di Mbakoku, è un nome per l'attacco da tenere in considerazione ma con distacco, perché Mbakoku preferisce restare nell'area nord della penisola, lui vive a Padova e quindi preferirebbe rimanere lì, e poi c'ha un ingaggio un po' sperequato rispetto alle possibilità del Cosenza. Mbakoku è uno che viaggia a 30.000 euro al mese, quindi giusto per essere chiari, netti e decisi, e il Cosenza di giocatori che prendono 30.000 euro al mese in organico per il momento non ne ha avuto, almeno pagati completamente dal Cosenza. La notizia positiva invece è che il Cosenza sta per firmare i contratti di Bruccini, di Idda, e poi c'è da vedere quello di Saracco, il portiere, perché se Saracco firma allora non si cerca neanche il portiere. Chi invece non ha firmato per il Parma perché non l'ha potuto fare per regolamento ma firmerà il 1° luglio è Dermaco. Dermaco andrà al Parma, probabilmente il Parma lo girerà in prestito al Cosenza, ma vedremo, perché bisogna vedere se Dermaco sarà d'accordo, se il Parma è d'accordo, se il Cosenza è d'accordo. Insomma, è una situazione abbastanza sbilenca pensare che Dermaco possa arrivare a Cosenza. Chi è invece a mercato in uscita è sicuramente Perez, reduce dal prestito al Piacenza, è un giocatore che può uscire, Tiritiello che torna anche lui dal prestito, Varone, e poi c'è la situazione di Mungo che è appetito da alcune squadre importanti di Serie C, ma chiaramente Mungo vuole guardarsi intorno, magari sperirebbe di iniziare il ritiro con il Cosenza prima di poter pensare di andare a svernare altrove. Per quanto riguarda i vari reparti, Franco, intanto il budget è più o meno simile a quello dello scorso anno, queste sono indiscrezioni che circolano, non ci sono stati extra budget, bisogna essere seri, onesti e dare anche merito alla serietà del club, che evidentemente vuole fare così perché crede che si possa fare così. Il direttore sportivo farà il massimo possibile per poter allestire una squadra competitiva dove ci saranno 22 elementi convocati, questo mi è stato detto. L'allenatore vuole un gruppo ristretto, importante, senza troppi giovani che possano arrivare e fare poi poche presenze, vuole giocatori veri, già pronti. Braglia. I rinforzi saranno 2 nel reparto difensivo, va ricostruita la mediana con almeno 3 giocatori perché Palmieri è tornato al Napoli, va in ritiro con il Napoli, Ancelotti lo vuole valutare, la stessa cosa vale per Tutino, quindi servono, se Sciaudone, e torniamo, il Novara lo ridà al Cosenza, ma il Novara vi anticipo che il Sciaudone lo vuole comprato, non lo dà di nuovo in prestito, perché chiaramente qual è la cosa un po' pirandelliana di queste cose? Che il Cosenza prende i giocatori, li fa diventare belli, poi dice cara adesso andiamoci a fare un giro al ristorante, e il proprietario del giocatore dice guarda al ristorante non ci puoi andare perché il giocatore viene a mangiare a casa mia perché è mio, e quindi adesso se vuoi portare al ristorante te lo compri, e diventa una scena un po' incredibile, un po' surreale. Quindi la notizia qual è? Che il Novara vuole che il Cosenza compri Sciaudone, non lo ridà in prestito, lo ha valorizzato. A gennaio sembrava una merce un po' desueta, adesso è una merce brillante, ha fatto l'urletto alla CR7, ha fatto tanti gol, ha salvato il Cosenza, ora è tornato
quindi c'è la questione di Scione, quindi 2/3 giocatori. Il reparto offensivo va completamente rimodellato. Completamente rinnovato. Completamente rimodellato. Qual è la speranza di Trinchera? La speranza di Trinchera è di poter riportare Embalo a Cosenza. Altra operazione particolarmente difficile dal punto di vista dei numeri, lo abbiamo detto già tempo addietro, prima che i fuochi diventassero fuochi di mezzanotte estivi. Embalo guadagna molto, il Palermo bisogna vedere che fine farà. E come lo darà al Cosenza? Se lo darà al Cosenza. Geraci che cosa ci dirà? Questo è lo scenario iniziale del calciomercato del Cosenza, con Trinchera che dalle voci di corridoio sembra abbastanza carico per quanto riguarda le operazioni. Il primo appuntamento che ha fissato Trinchera in questa settimana è un abboccamento con Daniele Pradè, che è il nuovo direttore della Fiorentina al posto di Corvino, e si parlerà di Baez, il giocatore che ha un altro anno di contratto, l'uruguaiano, con i Viola, e bisognerà capire se questo anno di contratto sarà l'ultimo con la Fiorentina oppure il Cosenza lo vorrà comprare, lo può riprendere in presa. Il Cosenza rivuole davvero Baez. Quindi mi pare che Gianluca Gagliardi ha fatto un quadro importante, come al solito Alessandro perfetto, Russo, no? Lui che frequenta poi il Michelangelo a Milano, va su e diciamo giù, che se posso mettere un po' di pepe, è un po' drammatica la cosa. Perché? Perché è drammatica? Perché se pensiamo che quelli che sono stati i punti di forza del Cosenza non sono più dell'organico del Cosenza, quindi a partire da Del Maco dietro, Palmiero, Tutino, Baez, Embalo, Sciaudone, bisogna rifare una squadra, ma bisogna rifarla nei punti di forza. Vabbè, intanto ci sarà la firma di Bruccini, Id, e poi si vedrà di Saracco, quindi sono giocatori importanti. Che sono quelli di spogliatoio che vanno sempre bene. Vanno bene. Diciamo i giocatori che fanno bene alla squadra come organico, ma non danno quel qualcosa in più che devono dare poi tecnicamente parlando. Mi viene in mente quando, scherzando, ho detto attenzione, non apprezziamo molto chi non è del Cosenza, non so se ti ricordi il passaggio. Sì, come no, un tuo passaggio, sì. Noi non guadagniamo nulla, anzi diamo la possibilità di farci delle richieste che noi non possiamo poi competere, e di conseguenza magari Tutino andrà di nuovo al carpe della situazione, sperando che poi Tutino dica no, preferisco il Cosenza. Più avanti magari succederà la stessa cosa di Palmiero. Ma sono operazioni che andavano fatte probabilmente 3 o 4 mesi fa e non oggi, dove anche i giocatori ambiscono, perché così gli viene data la possibilità di giocare in A o squadre che lottano per vincere, a meno che non c'è il Dio Moneta che fa la differenza. Dato che mi sembra di capire che confermate quello che è sempre stato il credo giusto, equilibrato del Presidente Guarascio, di non andare oltre le spese. Volare basso, con i piedi a terra. Io avevo letto che il Cosenza aveva un budget superiore per cercare di fare qualcosa in più, invece Alessandro questo lo ha escluso, quindi bisogna pregare a Trinchera che farà i miracoli per rifare una squadra, perché questo è Aldo, allora io vengo a una domanda. Dico che la forbice sono 200-300 mila euro, ma che sono una forbice di talento, nel senso che siccome il direttore sportivo è un direttore sportivo aziendalista, nel senso positivo del termine, queste 300 mila euro o 200-300 mila euro in più possono essere spese come possono essere risparmiate. L'obiettivo del club chiaramente è mantenere la cifra al ribasso. Guarda, a me Trinchera l'altro giorno per il Corriere dello Sport mi ha detto una sola frase: dice che il Cosenza non può permettersi spese folli, e su questo do ragione ad Alessandro Russo. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e subito dopo cortesemente ci mettiamo in contatto con il presidente del Crotone, Gianni Vreni. Vai Stella. Ritorniamo subito, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ed eccoci nuovamente per la seconda parte di Replay, in attesa di metterci in contatto col presidente del Crotone Gianni Vreni. Aldo, volevo chiederti qualcosa a te su quello che aveva detto
Alessandro sul Cosenza, questo Cosenza che praticamente ha parlato dell'attacco che è da ricostruire, di Gerin Bacogo, ha parlato del centrocampo, anche il Corriere dello Sport ha tirato fuori insieme alla Gazzetta sia Koulibaly che Kwan, cioè c'è tutto un movimento e quindi ci sarà un bel da fare per il direttore sportivo Trinchera. Gagliardo ha fatto un'affermazione molto seria. Se i 6 giocatori che erano, diciamo, l'asse portante del Cosenza sono andati via, non lo so, poi che poi qualcuno ritorni, perché giustamente si doveva fare forse 2 o 3 mesi fa tutto questo ragionamento, ma tu sai che purtroppo ci sono alcune situazioni che vanno maturando giorno per giorno. Aldo, scusami, ti devo bloccare, Aldo, che abbiamo una telefonata. Chiudo soltanto, se è così, allora bisogna un pochino aspettare. Dopo la telefonata ne parliamo. Dopo la telefonata ne parliamo. Allora, dovremmo avere al telefono il presidente del Crotone Gianni Verenna. Buonasera Presidente. Buonasera, grazie di essere intervenuto. Allora Presidente, ci sente bene Presidente? Perché... Sì, abbastanza. Benissimo, allora Presidente, leggiamo un po' sui vari giornali, principalmente su quelli sportivi, che il Crotone sarebbe interessato a 2 giocatori importanti come Avenatti, vorrebbe ricostituire la coppia con Falletti quando giocavano a Terni. Poi parliamo un po' di questo nuovo progetto Crotone del futuro, cosa ci può dire in merito? Per quanto riguarda i nominativi di Avenatti e Folletti sono solo un po' di leggende giornalistiche, ecco, perché non c'è nessun interessamento da parte nostra per i 2 calciatori al momento. Sì. Siamo su tutt'altro fronte e niente, non vogliamo fare l'errore che abbiamo fatto l'anno scorso. Pertanto andremo alla ricerca di giocatori motivati che hanno voglia di indossare la maglia del Crotone. Presidente, prima di dare la parola al collega Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, volevo chiedere il progetto Crotone per il prossimo anno. Il progetto Crotone, appena finito il campionato, l'ho detto in conferenza stampa. Ritorniamo ad essere il Crotone che è stato negli anni passati, senza fare voli pindarici, cercare di costruire una squadra che possa ben figurare nel campionato caretto. Ecco. Alessandro Russo, allora per il Presidente Vrenna. Buonasera Presidente, come sta? Ciao Alessandro, bene tu? Abbastanza. Le volevo chiedere... No, sono qui in studio, sono ancora dalle parti della nostra bella Calabria. Lei è già a Milano? No, io no, questa settimana. Ci vedremo ben presto allora nei luoghi consoni. Le volevo chiedere, Presidente, siccome conosco come segue lei il suo staff, col direttore Ursino, suo figlio e tutto lo staff, con molta attenzione le vicende del Crotone, c'è un nome invece che io presumo possa essere invece verisimile per quanto riguarda, perché è proprio il profilo classico da Crotone. Mi è stato suggerito che il Crotone vorrebbe chiedere in prestito Palmiero al Napoli. No, al momento siamo su tutt'altri calciatori. Ecco. Oggi abbiamo chiuso un'operazione con un terzino olandese. Ce lo vuole dire allora? Si chiama Moreno Rutten, giocava in Serie A in Olanda, in classe 93, esterno destro. Ci stiamo guardando molto all'estero, ecco, a dire la verità. Senta Presidente, per quanto riguarda invece, siccome si è detto che il Crotone inizia il suo campionato puntando decisamente su Simi, la notizia del rinnovo del contratto dovrebbe protendere a questo, anche se Radio Mercato dice che Simi ha molti estimatori, sia in Serie A sia all'estero, segnatamente in Belgio. Cosa c'è di vero? Al momento a noi non è arrivata nessuna richiesta ufficiale, è un calciatore del Crotone. Puntiamo sull'attacco su di lui, poi se dovesse arrivare un'offerta importante, oddio, lì potremmo anche pensarci. Abbiamo una base importante con giocatori riconfermati, parlo di Cordaz, di lo stesso Spolli, Benalì, Moline, quindi partiamo da una base, diciamo dall'asse centrale, un asse centrale importante, lì andiamo poi a completare tutti i vari ruoli. Ecco. C'è Aldo Cennamo che vuole intervenire, il nostro opinionista presente. Vai Aldo. Buonasera Presidente. Buonasera. Io la domanda che le pongo è questa, visto che
io apprezzo molto la società, il Crotone, ma soprattutto lei che è una persona eccezionale. Ma l'anno scorso, secondo lei, quello che è avvenuto l'anno scorso può pesare quest'anno, oppure ci sarà, perché cambiare allenatore continuamente, lei mi insegna, non è semplice. Avere confermato Stroppa significa che quest'anno si vogliono fare le cose seriamente e non rischiare come si è rischiato l'anno scorso con una squadra che veniva dalla Serie A con un grosso organico che purtroppo ha patito l'impatto in Serie B. Sì, mi perdoni, noi cerchiamo sempre di fare le cose seriamente, nel senso che l'anno scorso siamo partiti col piede sbagliato. Ogni tanto che qualche scivolone c'è stato. Comunque andiamo avanti. Assolutamente, però le deve mettere in campo, e Alessandro ne è testimone, Alessandro Russo, Sì. che noi il 5 d'agosto ancora non sapevamo che campionato disputare. Vero, vero. È vero. Poi nel momento in cui ci hanno confermato la Serie B, diciamo siamo partiti con dei calciatori che accettavano ben volentieri di disputare il campionato di Serie A col Crotone, ma la Serie B non l'hanno, diciamo, sotto alcuni aspetti digerita bene, pertanto c'era qualcuno che poi gli ultimi giorni di mercato voleva essere ceduto e niente, l'errore che è stato fatto è aver trattenuto quei calciatori che non voglio più di stare col Crotone. Poi niente, il fatto che la squadra allestita per, diciamo, quantomeno per fare i playoff, poi si è ritrovata nei bassi fondi della classifica, forse dico, poi girare a 13 punti di andata è molto dura. Forse diciamo che il ritorno di Stroppa ha riconfermato che non avevamo sbagliato nella sua scelta, forse è stato sbagliato esonerarlo. L'esonero. Però a mio avviso, non vorrei essere presuntuoso, è servito anche all'allenatore stesso l'esonero. C'è Gianluca Gagliardi e poi chiudiamo con Alessandro Russo. Gianluca Gagliardi, già allenatore del Cosenza in Serie D e della Triestina. Vai Gianluca per il Presidente. Sì, innanzitutto buonasera. No, diciamo che si ricollega un po' a quello che avete appena detto, nel senso io ho manifestato durante l'anno che secondo il mio parere dall'esterno non erano né le scelte tecniche né tantomeno quello che poteva essere l'operato della società messo in discussione, perché la squadra era ben fatta, forse era troppo forte dal punto di vista tecnico, meno dal punto di vista della fame, delle motivazioni, forse anche in virtù di quello che doveva essere un ripescaggio che poi non è stato. E magari le scelte come quelle di Faraoni e dell'altro terzino dell'esterno sinistro andati a Verona e Brescia, casualmente due squadre che hanno vinto, confermano la bontà dell'organico, ma era una questione di motivazione. Adesso mi ha appena appunto detto che il Crotone vuole ripartire da quello che è stato il suo forte, operare con gente motivata, mettendo una base forte con dei giovani di valore, quelli che sono stati i vari Bernardeschi eccetera eccetera, e ritornare ad essere un Crotone affamato vedendo la B come se fosse la A. Poche parole. Sentiamo il Presidente. Sì, effettivamente è così. L'anno scorso non lo siamo mai stati, siamo partiti con, diciamo, con un po' di presunzione. Quest'anno ritorniamo a fare il Crotone che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, 15 anni di Serie B, ecco. Cercare di trovare ragazzi motivati, giovani e niente, da lì con la speranza di disputare un buon campionato, ecco. E non soffrire come abbiamo fatto quest'anno. Allora Presidente, un'ultima domanda, c'è Alessandro Russo. Sì, no, volevo chiedere Presidente, la questione del paracadute per le squadre retrocesse. A suo avviso lo scorso anno il Crotone Ce l'hai mangiato tutto, ha investito molto e in maniera generosa, come fa sempre un presidente tifoso come per esempio lei, che ricorda quei presidenti storici come è stato Pagliuso a Cosenza, come era Scibilia, come erano tanti Rozzi, insomma presidenti che sentono la partita e sentono la maglia. Quest'anno il Chievo, che lo scorso anno ha tenuto in stand-by il Crotone fino ad agosto, ricordo il presidente che era abbastanza furibondo per il trattamento che il Crotone stava ricevendo, ma è l'Empoli. Io mi sono permesso di dire che il prossimo anno Chievo ed Empoli proprio per forza naturale saranno, tra virgolette, tra le candidate al ritorno in Serie A. Secondo lei questa cosa è una cosa scientifica oppure ci saranno delle sorprese? No. Il calcio, la storia e la statistica.
Di solito quando retrocede una società dalla Serie A alla Serie B, non sempre si è nelle condizioni poi di poter risalire. Quest'anno, voglio dire, il Verona per il rotto della cuffia, se no, voglio dire, sarebbe stato penalizzato da noi, Crotone e Benevento, anche il Verona, giusto alla finale è riuscita nella massima serie. Sicuramente il paracaduta aiuta, però penso non sia il caso del Chievo, perché sto leggendo ultimamente che ci sono 2 o 3 società, per cui pure il Palermo, il Chievo stesso che ha dovuto anticiparsi il paracadute dalla Serie A, sto leggendo anche del Prato, per cui secondo me vede ancora un'estate calda questo, no? Sotto l'aspetto dei conti delle società, ecco. Ok, grazie Presidente, la saluto e grazie per essere intervenuto qui da noi a Tele Europa Replay. Grazie, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Grazie. E allora Stella, siccome ci hanno scritto mentre parlava il Presidente, ho letto un po' di messaggi che mi sono pervenuti e volevano che intervenisse anche qualcuno del Cosenza Calcio. Io devo dire che sono stati contattati. Il Cosenza Calcio in questo momento, caro Alessandro, ha deciso per il silenzio. Quindi noi è un'idea che rispettiamo, per carità, e quindi Aldo, hai dato il silenzio. Ti ho detto che il Cosenza in questo momento ha deciso per il silenzio. Silenzio stampo, silenzio? No, silenzio non vuole, sia con la carta stampata, non vogliono intervenire, sia per quanto riguarda le televisioni, al momento ci sarà il momento in cui probabilmente sulla campagna acquisto eccetera, quindi una certa società bisogna rispettarla. Hanno deciso, perciò dico noi la rispettiamo. Alessandro, allora vogliamo dire qualcosa del Crotone? Pare che Crotone a Fari Spenti ha cominciato a muovere le proprie pedine, no? Il Crotone, devo dirlo sinceramente, dal punto di vista delle cose è una macchina da guerra, Franco, perché io li vedo come operano, sono abbastanza sgamati, voglio dire. Sono abbastanza agguerriti, nel senso che sono organizzatissimi, avevano un'area scout importante, guidata con il figlio del direttore Ursino, che adesso è approdato alla Juventus per quanto riguarda i 2000, quindi sono preparati, non a caso fanno mercato all'estero, in Olanda, in Belgio. Ha detto che stanno guardando al mercato estero. Al mercato estero. Secondo me, da come ha parlato il Presidente Venne, siccome lo so perché di recente ci siamo visti anche a Milano chiacchierando un attimo, il Crotone non vuole più rifare l'errore dello scorso anno, quello di fare una squadra sazia, no? Una squadra che leggi la formazione e dici questi vincono tutte le partite. Purtroppo non è così, anche perché può andare qualcosa storto. Invece il Crotone è passato alla storia per aver portato in prima linea negli ultimi anni la meglio gioventù del calcio italiano. Ne cito uno su tutti, Bernardeschi, ma c'è stato Florenzi, come il Cosenza negli anni 90, insomma, giusto per essere chiari. E il Crotone vuole tornare ad essere quella fucina di giovani promesse che si mangiano il campo, che mangiano il terreno di gioco, che corrono all'impazzata, che hanno tecnica, qualità, voglia, determinazione, non che devono essere inseguiti per fare 3 punti come è stato fatto nel giorno d'andata. Alessandro, ha inserito il Presidente poco fa il discorso che sta parlando, un passaggio del Chievo Verona e del Palermo. Lo sentiremo, come ci metteremo in contatto con il collega Salvatore Giorgio del Corriere dello Sport da Palermo, della situazione che c'è in questo momento a Palermo, perché bisogna racimolare qualcosa come 14-15 milioni di euro, non sono pochi, bisogna pagare gli stipendi degli ultimi 3 mesi, poi iscriversi al campionato e poi sentiremo anche quello che bolle in pentola a Trapani. Stella, volevi dire? Avevo una domanda per Alessandro. Prego, vai. All'argomento trattato appunto un minuto fa. Sì. Allora Alessandro, la politica del Cosenza e la politica del Crotone, quali sono secondo te le differenze tra le 2 società a livello dirigenziale? Vabbè, è una bella domanda, una domanda abbastanza scomoda, insomma, posso chiamare un ufficio stampa, no, siccome non lo faccio, sono io. Puoi chiedere l'aiutino da casa se vuoi. Stampa di me stesso, siccome faccio della mancata ipocrisia anche a mie spese una legge di vita, una legge esistenziale, dico che sono 2 società completamente opposte. Da una parte c'è il Crotone che arriva molto da dietro, fatta da un presidente self-made man che si è fatto da solo. E nonostante abbiano la stessa categoria merceologica come industria dei presidenti, il Crotone si è strutturato, adesso anche un centro sportivo, ha patrimonializzato, è andato in Serie A attraverso anche una logica che guarda molto al settore giovanile. Il Cosenza questa cosa vuole farla e la deve programmare, la sta programmando. Il salto di qualità che io vado dicendo sempre al Presidente Guarascio, che è una persona
un bravo manager che il Cosenza deve patrimonializzare, perché sennò poi il rischio qual è? Di non avere una casa Cosenza, di non avere una foresteria, di non avere un settore giovanile, di sentire in giro che alcuni giovani dell'area della provincia di Cosenza, che è sterminata, vanno a giocare in altre squadre, e invece questa cosa non deve succedere, perché deve programmare. Quindi la differenza qual è? La programmazione di lunga durata, non avere un proprio recinto, una tana dei lupi, insomma, e questa cosa qui. Però c'è da dire che c'è tempo per farlo, non proprio un tempo eccezionale. Però Alessandro, c'è nella convenzione c'è adesso il fatto che il Comune darà anche, voglio dire, gli impianti sportivi per le giovanili, perché l'altra volta ne parlavamo, il Cosenza ha 4 squadre maschili e una femminile, quindi sono 5 in tutto. Tenendo conto che il Cosenza deve guardare a realtà come l'Empoli, mica stiamo parlando di Manchester, di New York, di Milano, di Palermo. Empoli è una cittadina della zona di Firenze che è organizzata come una squadra top, cioè l'Empoli. Andare a giocare contro l'Empoli adesso in Serie B e giocare contro una squadra fortissima che ha un settore giovanile che fa tremare i polsi, che ha una squadra che adesso ha 100 milioni in mano. L'Empoli ha venduto in questo momento Traoré alla Juventus, ho detto vende Krunic al Milan, sta per vendere Caputo pure, Caputo lo venderà. Caputo, ma c'è dell'altro, c'è Bennacer, insomma l'Empoli ha 100 milioni in mano, sono squadre Di Lorenzo a Gioventù, al Napoli. Cioè, sono squadre che hanno 100 milioni in mano e 20 milioni e 16 milioni di paracadute, perché si sono organizzate facendo settore giovanile, proprio centro sportivo, che guardano al di là. Non si può pensare al calcio moderno di fare. Allora, l'Atalanta ha un presidente che fa tremare tutta Europa per come è forte economicamente, però si sono organizzati, cioè andare a vedere come è organizzato il settore giovanile dell'Atalanta. E poi è ovvio che l'Atalanta va in Champions League, ma dove vuoi che vada l'Atalanta? Devi andare in Champions League. Io mi meraviglio come l'Atalanta non arrivi a contendere il titolo, e prima o poi succederà. Gianluca Gagliardi, settore giovanile che è un tuo pallino, dai, settore giovanile, che mi vuoi dire? In generale, per carità, non riferito... Ho sempre detto quello che ha detto Alessandro, anzi forse l'ho rimarcato in modo vistoso, perché dico, è necessario per le casse della società, per il futuro della società, B è necessario da un punto di vista sociale, C da un punto di vista proprio anche di dignità, no? della stessa provincia, che è sempre stata fucina di giocatori, e che è impossibile, io ritengo che sia, dico impossibile nel senso della parola, che negli ultimi 6 anni non ci sia stato un giocatore della provincia di Cosenza degno di stare in prima squadra da agosto, quindi dal ritiro fino a fine campionato. Mi sembra quasi difficile, quindi significa che ci sarà stata un po' di insieme di colpe, chiamiamole così, da parte di chi ha operato, chi non ha potuto, chi ha cercato di fare il meglio possibile con quello che capitava, eccetera, eccetera. Ma non va bene. Non va bene anche perché, e il seguito del Cosenza lo conferma, è una squadra che è ritornata a far battere i cuori dei grandi, dei piccoli, delle donne, di tutta una generazione che sta crescendo e che per giocare per questa maglia darebbe il cuore. Allora dico, è soltanto un limite tecnico che non esiste in questa provincia? No, sarà sicuramente qualcosa che ci sfugge. Grazie mister Gagliardi. Allora mi dicono che abbiamo al telefono il nostro collega. Benissimo, brava Stella. Lo vogliamo presentare a Salvatore? Sì. Ciao Salvatore. Ciao a tutti, ciao Franco, ciao Stella e ciao a tutti gli ospiti. Grazie Salvatore. Allora abbiamo avuto prima il presidente del Crotone Vrena, abbiamo parlato con lui, ha detto, parlando così anche di squadre, diciamo, importanti che in questo momento hanno qualche difficoltà a livello finanziario, ha parlato del Chievo Verona, ha parlato del Palermo. Ecco, dalla tua viva voce ci fai sapere come stanno le cose un po' a Palermo, e poi ci parlerai anche del Trapani, perché è paradossale che una squadra che ha vinto praticamente la sfida col Piacenza per 2-0 è andata in Serie B, però 15 giorni prima aveva messo in mora, i giocatori avevano messo in mora la stessa società. Insomma, un po' il paradosso del calcio italiano. Partiamo dal Palermo. Sì, partiamo dal Palermo, ma partiamo da un rebus vero e proprio, o almeno rebus non lo so se possiamo considerarlo tale. In effetti la nuova società ha fatto dei passi e dei progressi incontestabili, cioè ha preso il nuovo allenatore, ha pagato alcuni debiti, eccetera, eccetera.
Adesso tutti hanno la paura che questa squadra non si iscriva, paura che però a parole, stiamo parlando a parole, è stata già sconfessata diverse volte dalla nuova proprietà, che il patrono di tutto il mondo ha ribadito fino ad oggi che non c'è nessun problema, che il Palermo è regolarmente in linea con quella che è la dichiarazione richiesta, e che si iscriverà non solo normalmente, ma che già stanno pagando in anticipo quello che sono le rate degli stipendi dei giocatori. Quindi se non hai le carte in mano, hai ben poco da dire è vero o non è vero, o aspetti fiducioso e dici il 24 è il giorno cruciale, aspettiamo il 24 e vediamo cosa succede. O se no puoi fare tutte le congetture di questo mondo. Giusto. Però per fare le congetture bisogna avere davanti tutte le carte possibili e immaginabili, quello che noi in questo momento non abbiamo. Per cui io dico, loro si professano tranquilli e sereni, e allora almeno prendiamo questa convinzione per buona, così invece di arrabbiarci 2 volte casomai ci arrabbiamo solo. Alessandro, vuoi intervenire? Ma non ne vedo il motivo comunque. Bene, no, ma era una domanda, per carità di Dio, Alessandro. Salvatore. Abbiamo Alessandro Russo, vai Alessandro. Ciao Salvatore, chiaramente ciao, ripeto, quando si guarda al Palermo si guarda con attenzione ad una delle più importanti piazze del calcio non solo meridionale italiano, no, perché rappresenta una delle metropoli più importanti del sud Italia, ed è una città che in automatico, anche con i problemi fino al limite, per esempio l'ultima partita ha portato 30.000 spettatori in automatico, sapendo già che la Serie A era svanita. Quindi parliamo di un colosso. Questo colosso, dalle notizie che abbiamo, è un colosso dai piedi d'argilla, perché ci sono tanti giocatori, tra altre cose, che aspettano di capire il loro destino, ha un patrimonio di giocatori importanti, quindi come pensano di operare? Venderanno per appianare oppure metteranno di tasca propria? Ma come vedi, tu fai un'altra domanda, ma la sostanza è sempre la stessa. Cioè, noi stiamo parlando per ora solo ed esclusivamente di ipotesi. Quindi, parlando di ipotesi, o ci riferiamo alle notizie crudeli che hai tu, o ci riferiamo alle notizie ottimistiche che riportano i dirigenti. Ma non usciamo da quello che è un dubbio che ovviamente è mio come è tuo. Cioè, è mio anche se io nutro una certa fiducia, è tuo anche se tu non nutri la stessa fiducia. Certo, Palermo, mi rendo conto, praticamente se confrontiamo quello che è il bacino d'utenza è mezza Serie B, Palermo fa mezza Serie B già di suo, con i suoi abitanti eccetera eccetera. Però il problema è questo, che nemmeno noi sappiamo con certezza quello che accadrà, probabilmente non lo sa nemmeno Marino, che avrà comunque qualche dubbio piccolissimo, ma a Marino hanno spiegato come vogliono operare questi qui. Vogliono operare rifondando, eliminando delle spese pazze. Guarda che al di là di tutto la gestione di Zamparini era un po' drogata, perché francamente se tu pensi i soldi che ancora debbono dare a persone che non c'entrano completamente più con la società. Aladino Balotti ha lavorato per 2 mesi e mezzo, aveva 3 anni di contratto, ma di queste cose te ne posso portare, di queste storie un sacco. Poi non ti dico. Ma adesso il direttore sportivo, Salvatore, chi è il direttore sportivo adesso? Per cui questi arrivano con questa montagna di debiti, stanno cercando di mettere ordine e si dicono sicuri. A chi vuoi credere? Alle notizie che arrivano o a loro? Io non credo a nessuno. Ma tra Foschi e Aladino Valotti chi è il direttore sportivo? E poi dico, guarda che sono bravi questi, oppure la solita farsa. Scusa, Salvatore, ma tra Foschi e Aladino Valotti chi è il direttore sportivo? Tra Foschi e Aladino Valotti? Chi è il direttore sportivo? Nessuno dei due? No, nessuno dei due, perché Aladino era già stato licenziato da Zamparini, ed è un rapporto che nessuno vuole ricostruire, ma penso che ma non si vuole ricostruire nemmeno il rapporto con Foschi. Foschi ha avuto un passaggio che è stato diverso rispetto alla sua attività. Lui da dipendente è diventato presidente del Palermo, ora è tornato dipendente. Ovviamente la nuova proprietà punta su questo fatto per indurlo probabilmente a un compromesso, alle dimissioni eccetera eccetera. Però
dalla sua parte Foschi rivendica un'indipendenza che prima era. La verità è anche un'altra, però, che nessuno dice che questo è un altro di quegli ingaggi che fa Foschi e i suoi collaboratori, si avvicina al milione all'anno. Cioè, questa era una società che spendeva in una maniera incredibile. Prima Zamparini era in grado di sostenere qualunque spesa, poi improvvisamente ovviamente ha dovuto tagliare e siamo arrivati a questo punto. Salvatore, scusami, mi fanno segno che dalla regia per la pubblicità, se resti in linea poi introduciamo il discorso Palermo, il Trapani, giusto un paio di minuti dopo il Palermo, va bene? Sì, grazie. Grazie a te, grazie. Pubblicità, allora Stella. Andiamo in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Nell'ultima parte di Replay stavamo parlando con Salvatore Geraci del Corriere dello Sport da Palermo. Allora Salvatore, abbiamo inquadrato il Palermo, cerchiamo di inquadrare il Trapani, neopromossa in Serie B. Ma senti, il problema del Trapani è paradossale forse ancor più di quello del Palermo. Loro sono partiti con niente, sono riusciti a raddrizzare una stagione incredibile e l'hanno portata ad un trionfo addirittura meritato, perché poi sul campo l'ultima partita ha dimostrato che il Trapani era assolutamente il protagonista. Però da un punto di vista societario le cose sono andate anche peggio, perché loro sono in arretrato su tutto, anche loro hanno dei problemi e adesso si affidano a un'altra storia, a un'altra persona per poter rimediare in extremis a quello che era un grossissimo problema. Certo, il fatto di essere andati in Serie B li aiuta quantomeno è come se il Palermo fosse andato in Serie A, però sai, siamo al punto che anche loro debbono al 24 dimostrare di essere in grado di poter sostenere tutte le spese che debbono in questo periodo e produrre la documentazione necessaria. Nel frattempo l'allenatore italiano è andato via, che purtroppo Dicevo italiani è andato alla Spezia. L'equilibrio ovviamente del calcio meridionale, che sai, sotto Napoli abbiamo avuto sempre problemi, è inutile nascondercelo. Intanto dicevo l'allenatore italiano è andato via, è andato alla Spezia. Ok, grazie Salvatore, in bocca al lupo al Palermo, al Trapani, alle squadre siciliane. Grazie sempre a voi, grazie un a te per essere tutti. intervenuto e poi ci sentiremo poi in altre occasioni. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Salvatore. Allora, torniamo in studio, in questo momento c'è la presentazione del nuovo allenatore, caro Aldo, del Rende. Sappiamo tutti che è Angelo Andreoli e la nostra Anna Franchini è andata là sperando che possa tornare in tempo utile per mandare qualche immagine, altrimenti le vedremo poi nel TG. Allora mi sono stati dati i nomi del vice allenatore, si tratta di Andrea Tricarico, che sicuramente il nostro Gianluca Gagliardi conosce sicuramente. Come preparatore dei portieri c'è un ragazzo di Cetraro che si chiama Daniele Lanza, questo perché il preparatore che c'era prima è passato con Bruno Trocini appunto alla Virtus Francavilla, giusto Gianluca? Sì, sì. E poi mi hanno dato anche il nome del preparatore atletico che si chiama Armando Fucci, che è stato già con Cannavaro, mi diceva Francesco Pirillo, che salutiamo, e viene dalla scuola del professor Colli, quella della scuola quella di Michele Bruni, eccetera eccetera. Quindi questo è il nuovo staff, diciamo, tecnico del Rende Calcio. Stella, dimmi tutto. Ho una domanda per Gianluca Gagliardi. Ah, vai. Allora, il Rende ha scelto Andreoli come allenatore, potrebbe essere la scelta giusta secondo te? Intanto me lo auguro e faccio un grosso in bocca al lupo soprattutto ad Angelo, che io conosco personalmente da tempo e reputo prima un uomo e un ragazzo eccezionale e poi un valido allenatore, così come lo auguro al presidente Coscarella e a tutta Rende, perché diciamo, è conosciuto e risaputo il mio affetto nei loro confronti verso questa società. Me lo auguro perché abbiamo bisogno sempre di Rende in Lega Pro e il Rende ha bisogno di questi allenatori, di questa gente che ha fame, che ha voglia di fare bene, con umiltà e spendere poco.
Ok, allora Aldo, Grazie. te la parola. Ma io lo conosco bene, l'ho già detto nelle precedenti trasmissioni, siamo di Fuscaldo, lui è di Fuscaldo, uno che ha un bellissimo impianto sportivo pure a Fuscaldo, dove vicino a casa mia, quindi l'ho visto crescere. Secondo me ha fatto la scelta giusta, è stato a Castrovillari, è stato con il Cosenza in Serie B, ha giocato, era un mastino, era un fortissimo, era un combattente, è un combattente perché lui ancora è giovane, quindi Coscarella ha pensato di puntare su questo allenatore. Poi Rente è una piazza dove tu ti puoi anche rilanciare bene, come è successo con Brunello, con Modesto e con altri allenatori, perché poi il presidente Coscarella è una persona per bene. E adesso lo staff, ho visto che lo staff è fatto anche di persone importanti, stanno allestendo una squadra di Serie C, il prossimo anno sarà un bel campionato. Squadra di giovani, principalmente giovani. Per cui insomma c'erano tutti gli ingredienti per fare bene, per seguirlo, perché io lo seguirò, perché sono interessato a lui ma anche a Rende, vedremo quello che succederà, insomma, ecco. Allora Alessandro, vogliamo introdurre Catanzaro, Regina, Vibonese, le calabresi di Serie C, perché Diciamo da abbiamo detto con Andreoli C... e lo staff tecnico stanno presentando proprio in questi minuti. Diciamo che la Serie C per quanto riguarda l'organizzazione delle squadre è ancora un po' in ritardo, forse il Catanzaro vivrà già di una luce riflessa, nel senso che ha una squadra più o meno strutturata, un allenatore che conosce tutto e tutti, e quindi è un passo avanti. Per quanto riguarda le altre c'è ancora da attendere, perché si deve assestare la B e poi a cascata alla C. Comunque le calabresi, la Regina chiaramente punterà al salto di categoria, questo è almeno il credo. La Vibonese dovrà confermare. Il Motoscano dovrebbe sciogliere in questa settimana, dice. Per quanto riguarda la Vibonese, la conferma della categoria rimane un obiettivo Giacomino primario. Modica, tentano Giacomino Modica come allenatore. È un allenatore del calcio totale, insomma, divertente, no? Quindi Modica, tra l'altro, uno che viene dalla scuola di Zeman. Lo conosciamo bene per averlo visto anche qua. Quindi, a Cosenza. Dunque sono obiettivi diversificati, Catanzaro e Regina per la B, Vibonese per la salvezza, con attenzione, una squadra che lo scorso Rende potrebbe essere secondo te la rivelazione? Il Rende si conferma, io l'ho tenuto fuori perché il Rende conosciamo abbastanza bene e meglio la realtà, come lavorano con attenzione anche Gagliardi che lavora dietro le quinte, Franco Gagliardi, che salutiamo. Un lavoro certosino di una squadra che è stata sorprendente in questi anni e che quindi anche quest'anno cercherà di raggiungere una salvezza importante, e poi se arrivano i playoff tanto di guadagnato. Gianluca Gagliardi, allora inquadrami un po' le calabresi al momento, perché c'è l'Auteribis a Catanzaro, a Vibo come diceva. Sì, evidenziamo che Modica, la Regina aspetta il sì definitivo di Mimmo Toscano, quindi una grande squadra che chiaramente Mimmo non avrebbe accettato a cuor leggero. Gli devono fare una squadra che possa dire la sua per la Serie B. sì, grandi squadre, grandi città, grandi allenatori, significa, se prima Tu ci hai parlavamo... lavorato con Mimmo Toscano, no? Sì, ci ho collaborato il 2007, l'anno in cui abbiamo vinto il campionato di D. A Cosenza. Ritengo che se prima si parlava di A2, questo si parla di B, perché se su 20 squadre, quelle che saranno, già contando velocemente quelle che sono Bari, Foggia, Catania, Avellino. Catanzaro, Regina, Avellino, c'è già la metà, parliamo di squadre di bacini di utenza di B, se non oltre. Sarà un campionato affascinante dove sarò curioso e voglioso di vederlo, perché ritengo che sarà il campionato più difficile degli ultimi anni, anche in virtù di questa regola degli under che è stata eliminata, sì, no? Nel senso che non ci sarà obbligo e quindi potrà aumentare questo divario tecnico tra le grandi e chi presunte tali e le squadre che invece si basavano principalmente su quell'entrata per poter fare una squadra, per poter avere delle entrate anche da questo punto di vista. Il Rende come la Vibonese dovranno necessariamente partire sempre con l'obbligo di arrivare il prima possibile alla salvezza, per poi vedere quello che succederà, ma ripeto, Casertana, cioè me ne vengono in mente anche altre. Sarà un bel campionato veramente. Per dire appunto la difficoltà, e ritengo che sia veramente affascinante questa. Aldo, che cosa mi vuoi dire tu delle altre di Serie C? Che ti dico? Ti dico che questa attesa della Regina su Toscano ancora non, mi auguro che sia Mimmo, non vorrei che Mimmo aspetta. No, si deve liberare dalla Feralpi, non lo so, aspettiamo. In questa settimana dovrà decidersi il tutto. Chiaro che, come dicevano gli amici, Catanzaro e Regina secondo me hanno
buone chance, perché il Catanzaro riconferma, l'allenatore è un vincente. L'anno scorso Catanzaro purtroppo ha cingescato, però è un vincente, un allenatore importante per quella categoria. Se Toscano va a Reggio Calabria, Mimmo è un regino, poi è uno testardo, è uno in campo, è uno che sa il fatto suo, ha esperienza, può fare bene. Per quanto riguarda le altre squadre sono d'accordo con mister Gagliardi, è una C importantissima, fortissima. Sono squadre che l'Avellino, il Bari stesso e altre squadre che avranno veramente da combattere, perché tutti vogliono andare in Serie B, Franco, perché adesso la Serie B è appetita, perché è appetita dal punto di vista c'è la televisione, c'è i soldi, c'è il pub, c'è tutto in Serie B, una 2 come diciamo, che serve a queste squadre della Serie C di cimentare, di sfornare giovani, perché in Serie C si possono sfornare. Per esempio la presenza, ritorno un attimo a Rende, la presenza di Andreone a Rende serve proprio perché Rende ha un ottimo centro sportivo per i giovani. Probabilmente Andreone serve anche per cercare di valorizzare qualche giovane che serve al Rende per poi mantenersi, perché in Serie C se tu non hai giovani che poi puoi mettere sul mercato difficilmente economicamente la tieni. Allora c'è bisogno di avere elementi validi, giocatori validi, anche uno staff valido per poterli valorizzare, per poterli farli crescere e poi mettere sul mercato. Questo è in Serie C. La Serie B è cosa diversa. Stella, abbiamo una foto mi pare, no? Sì, Franco, volevo ricordarti appunto la fotografia del premio Braglia Lega Serie D, no? Sì, della Lega Serie D, eccolo qua, Braglia il penultimo a destra, Alessandro, eccolo là. Sì. È stato premiato dalla Lega Calcio Serie D nei giorni scorsi a Viareggio alla Carriera insieme a Lazic, c'è pure Giacomarro alla sua sinistra, e quindi un bel premio, un riconoscimento alla carriera di Braglia. Allora che vogliamo dire su questo premio, Alessandro? E poi Gianluca, l'allenatore riceve un premio alla carriera, è sempre molto importante. Che gli è stato riconosciuto... Dalla Lega di D oltretutto, di Serie D. Ma gli è stato riconosciuto un lavoro importante, un lavoro strutturato, e che quindi ben venga, nel senso che anche un allenatore che non è più giovanissimo gli venga dato merito. Tant'è che lui ha dichiarato, dice, se io non avessi iniziato da dove ho iniziato, alla provincia di Arezzo eccetera, lì in Toscana con le squadre di Serie D, non sarei arrivato dove sono arrivato. O no, mister? Parole sacrosante. Diciamo che è una gratificazione, ma allo stesso tempo è triste, perché significa che sono passati tanti anni, quindi... Vabbè, ma a 60 anni il tuo amico Sarri ha firmato ieri per la Juve, 60, Ma Sarri è giovane rispetto a Braglia calcisticamente parlando, perché comunque Braglia secondo me come la anni... carta d'identità è quella. La carta d'identità è quella. Ma come anni in panca forse ce n'ha di più. Braglia qualcuno in più. Aldo, che mi dici di questo premio? Perché dopo andiamo a leggere un comunicato stampa che riguarda i medici. Ti dico subito di questo premio cosa ti dico. Ti dico che questo premio è ultrameritato. E qui dobbiamo fare i complimenti a Braglia, perché ha avuto, ma soprattutto dobbiamo ringraziare il presidente del Cosenza, che ha ritenuto di riconfermare Braglia, perché Braglia secondo me per il Cosenza è una grande risorsa. Quindi grazie presidente Guarascio per aver confermato Braglia, grazie Trinchera per aver confermato, perché la piazza lo voleva, avete fatto bene. Su Braglia quest'anno ci sarà un campionato da fare importante, Braglia sceglierà i giocatori che possono interessargli, facciamogli fare la squadra a Braglia, a Trinchera, e probabilmente quest'anno ne vedremo delle belle. Benissimo, allora grazie Aldo. Stella, vai a leggere questo comunicato dei medici. Salutiamo Franco Rosito, il collega di Gazzetta che ce l'ha girato, vai. Allora, sarà la Toscana ad ospitare la 17ª edizione dei campionati italiani di calcio riservati ai medici. 8 squadre si ritroveranno dal 23 al 30 giugno a San Vincenzo, in provincia di Livorno. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Nazionale Medici Calcio e il patrocinio del Comune di San Vincenzo, in collaborazione con l'AXI. Al campionato 2019 hanno aderito le squadre di Cosenza, Melito Portosalvo, Napoli, Lecce, Taranto, Milano, Brianza, Palermo e Trinacri e Palermo. Giovedì 27 verranno disputati i quarti di finale, il 28 le semifinali e sabato 29 le finali per terzo e quarto posto e per l'assegnazione del titolo. Le partite si giocheranno di pomeriggio presso l'impianto sportivo Piero Biaggi, dotato di 2 campi in erba naturale. Nell'albo d'oro del campionato nazionale medici troviamo Melito Portosalvo, vincitore di 4 edizioni, le ultime nel 2017 a Montesilvano in Abruzzo, poi troviamo Reggio Calabria con 3 successi, Cosenza pure con 3 titoli, Milano Brianza con 2 vittorie, un titolo ciascuno per Firenze, Napoli, Napoli Flegrea e Palermo. Messo bene il Cosenza? Come di consueto all'evento sportivo è abbinato un congresso scientifico presieduto dal dottor Gianni Borrelli.
Quest'anno il tema centrale che tratteranno i relatori sarà prevenzione e trattamento delle patologie dello sport correlate. I calciatori medici sono noti anche per le loro iniziative a scopo benefico, la loro nazionale è spesso ospite di manifestazioni organizzate in tutta Italia e quest'anno devolveranno delle somme in denaro ad alcune associazioni del posto che operano in favore delle comunità locali e in particolare delle fasce più bisognose. Croce Rossa Italiana e Misericordia di San Vincenzo all'associazione Nati per Leggere della Campania. Verrà donato anche un defibrillatore semiautomatico al campo Biaggi. E complimenti ai medici di Cosenza, in bocca al lupo all'amico Caputo, il capitano, e a Enrico Costabile, che mi pare che sia l'allenatore, Polito Bonofiglio, insomma è una bella squadra, dai. Una bella iniziativa, una bella cosa. Una bella iniziativa. Complimenti. Un sociale veramente da apprezzare. Allora, partiamo, siccome tutte le squadre abbiamo pochi minuti al termine, Alessandro, chiudiamo con i ritiri, no? Cosenza andrà in ritiro a San Giovanni in Fiore, intorno al 15-20 luglio, le visite mediche. Il Crotone è stato ufficializzato, andrà praticamente a Trepirò, sempre in Calabria, le visite mediche dal 14-15 a Crotone, e il Catanzaro a Moccone, insomma molte squadre rimarranno in Calabria, tutti vicini. Che vogliamo Cosenza, dire? l'ultima notizia mi sa che andrà in ritiro il 17 di luglio. Vabbè, siamo lì. No, il 17 di luglio, proprio l'ultima news. Quindi un mese esatto da oggi. Esatto all'arrivo, sì. Questo fatto di restare in Calabria, questo volevo chiedere, è significativo il fatto di restare in Calabria? L'anno scorso in Sila si affrontano magari forse anche tra di loro, alcuni derby sono un po', come si può dire, abbastanza sentiti, però è importante che ci sia del marketing territoriale. Certo, se arrivano anche squadre da altre regioni sarà una cosa più importante anche per il territorio. Intanto però continuano a rimanere le squadre calabresi, lo fanno per questioni di costi e per questioni di marketing, quindi mi sembra lecito dire che è una buona scelta, anche perché ormai lo si fa da anni. Io ricordo Cosenza quando era spesso e volentieri a Camigliatello, sì, no? Storicamente, negli anni d'oro. Adesso c'è questa tradizione, c'è stata Lorica, ora c'è San Giovanni in Fiore. Sono zone che dal punto di vista della logistica ambientale sono perfette, dal punto di vista dei cambi evidentemente se vengono scelte idem. Ripeto, l'unica incognita è che non ci sono squadre che arrivano, molte squadre che arrivano da altri territori, forse arriva qualche siciliana, qualche pugliese. Probabilmente. Se fossero, diciamo, con un gruppo di squadre, ecco, questo potrebbe essere davvero una bella discussione. Quella di fare baricentro intorno alla Sila, invitando per esempio il Napoli. Io sono testimone, vado ogni anno a Dimaro, in Trentino, sì, a vedere il ritiro del Napoli, poi vado a vedere quando mi capita anche una partita. Ho visto 2 anni fa Napoli-Chievo, lo scorso anno vidi l'esordio di Tutino con la maglia del Carpi, il Napoli-Carpi a Trento. Cioè lì la regione Trentino investe su questa cosa, chiama a sé una squadra e gli gira intorno tutto il marketing del paese. Ecco, cercare di fare di una cabina, per esempio una cabina di regia, su un posto magico e straordinario come la Sila, invitando, non lo so, faccio degli esempi, il Bari, il Napoli, non lo so. Dovrebbero creare delle collaborazioni commerciali con le altre squadre. Su questo Stella è molto ferrata su questo. Ma sicuramente. Promozione territoriale. Immaginiamo una Sila dove c'è la Roma, per esempio. Immaginate che luce può dare con il Cosenza in sentiamo Gianluca Gagliardi, che poi mi devi chiudere, Alessandro, che siamo in chiusura con quello che hai detto del Cosenza, perché me lo hanno rimarcato alcuni che hanno acceso il televisore in ritardo, e sul Crotone perché il presidente Vrenna ha dato notizia di un giocatore olandese di un terzino destro di cui non ricordo il nome, Rudden, non ricordo. Allora, Gianluca Gagliardi, poi Aldo Genoa, sì, questo fa parte dell'imprenditoria, cioè quello di invitare significa far arrivare gratis una squadra importante qui, perché il ritorno significa le migliaia di persone che vengono in ritiro e vengono in quel posto con la scusa di venire a vedere la squadra del cuore e portano denaro fresco, che è sempre denaro di fuori, non tanto quello stagnante nella nostra città, ed è importante. Io ho avuto il piacere di fare un ritiro spettacolare in quel di Lorica, posto incantevole, ideale per qualsiasi squadra voglia fare un ritiro, con tutte le comodità possibili e immaginabili. Mi meraviglia come questo discorso non abbia preso il sopravvento anche per altre squadre, perché
è talmente bello solo al vederlo che non c'è bisogno di presentazione. Aldo Cennavo, allora, prima che Alessandro poi Ahimè, chiuda poi mi deve dire una cosa pure, Stella Battaglia, perché so che c'è l'Americo Vespucci domani dalle tue parti, questo ce lo devi Sì, dire. devo fare questo grande Ahimè, sacrificio. come mi sento rinfrancato oggi nel sentire parlare finalmente della nostra bellissima, Calabria, stupenda, amata Sila. Ma questo è un purtroppo discorso abbandonata. che, scusami, del discorso della Calabria sta Però, caro portando avanti Franco, sia una cosa è Presidente certa, Guaraccio che il Presidente il Renna. fatto che le squadre calabresi maturano l'idea di restare qui in Calabria, a Lorica, a Camigliatello Moccone, vuol dire che veramente bisogna fare un plauso a questi nostri presidenti che hanno pensato di fare. È chiaro che deve essere poi, come diceva Alessandro, allargato il cielo, magari venisse la Roma, la Juventus o l'Inter o qualche altra squadra che potesse fare da traino a tutto questo, perché poi la propaganda è l'anima del commercio, ma propagandare oggi la Sila con il Cosenza, con il Crotone è già un fatto importante. Allora bisognerebbe chiedere al Crotone e al Cosenza di invitare qualche squadra importante dove c'è il ritiro per potersi andare a vedere un amichevole, perché alla fine può essere che qualche squadra che non conosce bene la Sila, perché bisogna conoscerla, bisogna starci, bisogna andarci, bisogna viverla la Sila, probabilmente se dovesse venire in Calabria qualche presidente di una squadra importante, proprio il prossimo anno potrebbe scegliere la Sila, perché la Sila ha bisogno di essere rivoluzionata, se vogliamo, e ci sono le condizioni per poterlo fare. Mi fai dire due cose da Stella adesso domani per questo. Chiedo scusa Stella se ho preso tutto il tempo. No, adesso mancano pochi minuti. No, ma figurati, Allora, Stella. Niente, praticamente domani mattina io dovrò fare il sacrificio di andare al mare a Scalea. Sacrificio? Sì, perché è un sacrificio di andare al mare a Scalea, quindi in provincia di Cosenza, in Riviera dei Cedri, perché alle 8:30 tu la conosci, c'è gente che magari non sa dove si trova. Vabbè. C'è gente di Maratea che mi ha chiamato, ragazzi, davvero, e mi ha detto scusa, dove si trova Scalea? Perché non sembra alle che 8:30? non è possibile, non è possibile. Eh sì, guarda, poi Scalea ti faccio leggere i messaggi. Allora, alle 8:30 arriverà il veliero più bello del mondo, l'Americo Vespucci. Farà sosta circa 7 ore lì. Chiaramente Scalea non ha porto, quindi chiaramente ancorerà a largo, tante imbarcazioni potranno girarci intorno e fare delle fotografie. Ammirare. No, non si può visitare, fotografie. soltanto fotografie. Io sto provando a chiedere di poter salire e farò questo sacrificio, se mi fanno salire. Che sacrificio, intervisterò. Hai capito? Complimenti al tuo sacrificio. Alessandro, allora, Intervisterò il capitano. in generale sul calciomercato e poi chiudiamo con quello che hai detto all'inizio. Che sacrificio. In generale sul calciomercato se c'è qualche notizia e poi chiudiamo con quello che hai detto all'inizio di Cosenza e Per Crotone. quanto riguarda, mi chiedevi del Cosenza. Sì, ma un po' anche in generale. Ma diciamo che oggi... Il mercato degli allenatori lo vogliamo ribadire con Pippo Inzaghi al Benevento, Oddo al Perugia, Sì, oggi Alessandro Nesta al Frosinone. Ieri è stata la giornata di Sarri alla Juventus, che ovviamente è una super notizia, no? Perché porta l'allenatore storico del Napoli, del sarrismo, allenatore in tuta con un vero, un vero prof da Juventino c'è qualcosa qui, Alessandro, da Juventino c'è qualcosa un grande allenatore che avrà modo di cimentarsi nella squadra più blasonata d'Italia. Oggi è la giornata per esempio del Blitz del Lecce in Turchia per Yılmaz, il giocatore del Beşiktaş. In alternativa c'è Farias, ma anche è la giornata di molti attaccanti, come per esempio il Brescia che cerca di convincere Paloschi, oppure potrebbe essere la giornata di Bennacer al Genoa da parte dell'Empoli, tante cose. Per quanto riguarda le calabresi abbiamo saputo in diretta Moreno Rutten dal presidente del Crotone per quanto riguarda dal Venlo, un terzino olandese. Il Cosenza è su Koulibaly dell'Udinese e Kuan del Perugia, dovrebbe annunciare a breve i rinnovi di Bruccini scusate, e di Idda. Per quanto riguarda le uscite abbiamo detto di Dermaco che dal 1° luglio dovrebbe firmare con il Parma, e ci sono poi le questioni dei prestiti con Baez, che è uno di quelli che il Cosenza vorrebbe confermare. Ci sarà un incontro in questa settimana tra il direttore sportivo Trinchera e quello della Fiorentina, il Neo, che ritorna a Firenze. Vero, Daniele Pradè, dopo che Corvino è andato via da Firenze. Benissimo, allora Alessandro ha detto tutto, Grazie. Stella tu hai detto tutto, non ci rimane che salutare gli ospiti, gli amici e Certo. ricordando che lunedì 24
ci saranno in studio con noi l'assessore allo sport del Comune di Cosenza Carmine Vizza e poi per quanto riguarda il Cosenza Calcio l'ingegnere Luca Giordano che è appunto responsabile della sicurezza del club rosso-blu. Si parlerà naturalmente dello stadio San Vito Manulla, dell'agibilità, dei sedioline e di quant'altro. Io ringrazio naturalmente Alessandro Russo di essere stato con noi, sperando di averlo lunedì prossimo ancora. Vedremo. Grazie a Gianluca Gagliardi, allenatore del Cosenza Calcio e della Triestina, e grazie al nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Cenno. Buon pomeriggio a tutti. Stella per la conduzione. Sì, no, grazie a te che mi insegni tanto. Aldo, ti ricordo di andare nel giardino tu a Fuscaldo, di tagliare l'erba come fai ogni weekend. Vedi come è abbronzato? Certo, ma io voglio ricordarvi. È il mio mestiere questo. Allora, io invece volevo ringraziare Franco, volevo ringraziare i nostri ospiti e chiedere chiaramente ai nostri telespettatori di seguire sempre il canale 10 del digitale terrestre Teleeuropa, perché abbiamo tanti programmi ricchi di informazioni. Grazie per averci seguito, ci vediamo lunedì 24. Arrivederci.